Queste le immagini girate con uno smartphone ad almeno una cinquantina di metri dal luogo. Il video ritrae un pestaggio, siamo a Licata, in Corso Roma. La furia esplode all'improvviso, non si riesce a capire cosa l'abbia scatenata. Quello che appare chiaramente è la violenza con cui è stato condotto il pestaggio. L'aggredito è a terra e viene bombardato da colpi di cric, calci e pugni. Gli aggressori, tra i quali sembra esserci anche una ragazza, circondano il 37enne e lo bombardano di colpi per lunghi ed interminabili minuti, durante i quali nessuno interviene. Qualcuno suona il clacson delle auto, altri semplicemente si allontanano. Il 37enne, pestato dal branco, è finito al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Alto Passo con ferite abbastanza serie, ritenute guaribili in una trentina di giorni. La vittima, sentita dai carabinieri della compagnia di Licata, avrebbe però riferito di non aver visto chi lo ha picchiato selvaggiamente, né di saperne il perché. Silenzio assoluto, insomma, questo come evidente non aiuterà l'attività investigativa dei militari dell'Arma. L'aggressione sembra essere avvolta dal più fitto mistero. I carabinieri hanno però già acquisito più filmati degli impianti di videosorveglianza, non solo quello che vedete che è realizzato da un balcone da decine di metri di distanza. Da queste immagini intanto sembra che impegnati nel pestaggio siano almeno 5 giovani, tra cui una ragazza. Il sindaco di Licata, Pino Galanti, ha espresso apprensione per il pestaggio consumatosi ai danni del 37enne ed ha sottolineato come poco più di un mese fa aveva chiesto misure straordinarie per la sua città, misure volte a mantenere l'ordine pubblico nella città di Licata, volte a scongiurare fenomeni di violenza.